Eder. Mech. Pallister. L'ergastolo è quella parola che sulla carta dovrebbe mettere la pietra sopra. Nella vita vera, però, la pietra resta lì e sotto continua a muoversi tutto. Dolore, rabbia, domande e anche la voce di chi, pur condannato in via definitiva, continua a ripetere sempre la stessa cosa. Sono innocente. È il caso del duplice omicidio di Pordenone. Teresa Costanza e Trifone Ragone uccisi a colpi di pistola nel parcheggio del Palazzetto dello Sport la sera del 17 marzo 2015. Per la giustizia italiana l'autore è Giosuè Ruotolo, ex caporal maggiore dell'esercito, condannato all'ergastolo con sentenza definitiva. Fine della storia giudiziaria. Non necessariamente fine della storia raccontata, perché Ruotolo dal carcere continua a scrivere e a ribadire, punto per punto, la sua versione. E qui, come piace al pubblico di Eder McPallister, facciamo una cosa semplice. Riportiamo tutto ciò che lui sostiene, senza saltare i passaggi chiave, con un minimo di ironia dove si può, mai sulla pelle delle vittime, e con un principio base sempre acceso. Una cosa è la verità processuale, un'altra è ciò che un condannato continua ad affermare. E infatti ogni riga che segue quando è sua, resta sua. Ruotolo descrive innanzitutto il suo stato d'animo con un'immagine che è più cruda di 1000 tecnicismi. Dice che ogni mattina si sveglia sperando che qualcuno gli dica che c'è stato un errore, che si sono sbagliati e che può uscire. Per lui il carcere non è solo la pena, è la ripetizione quotidiana di una speranza che non trova mai la porta aperta. Poi entra nei punti oggettivi, quelli che nella sua narrazione dovrebbero essere incompatibili con la sua colpevolezza. Sulle impronte e sul DNA, Ruotolo sostiene questo. Racconta che gli sarebbe stata presa un'impronta palmare per 3 volte, perché ritenuta importantissima, visto che sarebbe stata rilevata sull'auto delle vittime. Ma aggiunge che quell'impronta non sarebbe la sua e che, a suo dire, non si saprebbe nemmeno di chi sia. Non solo. Afferma anche che su un bossolo sarebbe stato rilevato un DNA risultato non suo e che anche quel profilo non sarebbe stato attribuito con certezza a qualcun altro. Il succo nella sua versione è una frase implicita ma chiarissima. Se ci sono tracce, perché non portano a lui e perché che non portano a nessuno. Poi c'è la questione dei tempi, il grande amore di ogni processo, perché i minuti in tribunale pesano come quintali. Ruotolo sostiene che in appello sarebbe stato portato un elemento legato all'orologio della palestra. 3 persone, uscendo, avrebbero sentito gli spari ma collocandoli in 3 momenti diversi. Lui la mette così. Se gli spari sono in quell'intervallo, allora lui non sarebbe nel parcheggio quando partono i colpi. Aggiunge anche un dettaglio sul clima in aula. Dice che il giudice, leggendo la sentenza, si sarebbe irritato perché quella questione, secondo lui, doveva emergere già in primo grado. E insiste sul fatto che sempre nella sua lettura quel punto sarebbe rimasto grigio, senza un accertamento super partes che lo chiarisse definitivamente. Terzo blocco. Le simulazioni e la guerra delle perizie, cioè il momento in cui ognuno porta il proprio laboratorio personale e spera che faccia più rumore dell'altro. Ruotolo sostiene che siano state fatte simulazioni anche su un runner. Da una parte, nella sua ricostruzione, i periti dell'accusa lo collocherebbero sulla scena. Dall'altra, i periti della difesa arriverebbero a dire il contrario, e lui parla di migliaia di simulazioni, citandone 10.000, che confermerebbero che non era lì nel momento dell'omicidio. Il punto polemico è sempre lo stesso. Secondo lui non sarebbe mai stata fatta una verifica davvero terza, una perizia super partes capace di mettere ordine tra conclusioni opposte. Poi c'è il capitolo movente, che Ruotolo contesta in modo netto. Sostiene che non ci sarebbe stata alcuna ragione per un gesto simile e attacca l'idea che il rapporto con Trifone fosse deteriorato. Dice che questa lettura si appoggerebbe su messaggi Facebook vecchi di 1 anno, mentre lui afferma di avere nel proprio telefono messaggi cordiali con Trifone risalenti a pochi giorni prima del delitto, 5 o 6, e sostiene che quel materiale non avrebbe avuto lo stesso peso nel racconto complessivo. Arriviamo al punto che, nella sua narrazione, è centrale, la testimonianza chiave del cosiddetto pesista e la famosa Audi che cambia identità come in una sfilata di travestimenti, solo che qui non c'è niente da ridere. Ruotolo sostiene che la sua condanna si fonderebbe soprattutto sulla dichiarazione di un pesista di Pordenone, indicato come l'ultimo ad aver visto Teresa e Trifone vivi.
Nella versione riportata da Ruotolo, quel testimone uscirebbe dalla palestra insieme a loro, li saluterebbe mentre mettono il borsone nel bagagliaio, salirebbe sulla propria auto e sentirebbe gli spari. Poi, tornando verso l'auto delle vittime, noterebbe un Audi A3 Sportback, quindi 5 porte, con a bordo una donna di mezza età nei pressi della scena. Ma qui, dice Ruotolo, avverrebbe la metamorfosi. Quel racconto cambierebbe. Non più donna di mezza età certa, ma forse un uomo. Non più Audi A3 Sportback 5 porte, ma forse una 3 porte. Ruotolo non la interpreta come una normale incertezza, la interpreta come un cambio pesante e si spinge oltre. Ipotizza che il testimone possa essere stato minacciato, anche perché sarebbe stato attenzionato. È un'accusa implicita di pressione esterna che lui usa per sostenere che la testimonianza non sarebbe affidabile. A questo Ruotolo aggiunge un altro punto. Sostiene che diverse persone presenti quella sera nel parcheggio che avrebbero sentito gli spari non avrebbero mai collocato lui sulla scena. Dice che lo avrebbero ribadito anche in aula. E qui arriva la sua conclusione. Per lui nessuno lo vede, eppure lui finisce al centro di tutto. Poi c'è il capitolo clima, che spesso nei processi viene liquidato come contorno, ma per chi lo subisce diventa sostanza. Ruotolo racconta che in aula il pubblico ministero avrebbe pronunciato una frase che lui sintetizza così. Non dimentichiamoci che Ruotolo è di Napoli. Lui la vive come un pregiudizio geografico trasformato in argomento, come se l'origine fosse un indizio. E si chiede se con un processo celebrato in un'altra città o in un contesto diverso, l'esito sarebbe stato lo stesso. Questa, nella sua prospettiva, è la denuncia di una etichetta che pesa quanto una prova. E poi Ruotolo apre il capitolo delle piste alternative. Sostiene che ci sarebbero stati collaboratori di giustizia che avrebbero indicato una diversa autoria del delitto e che uno di loro sarebbe stato ritenuto attendibile in altri procedimenti, ma non su questo caso. Aggiunge anche un racconto ancora più pesante. Riferisce di una persona che avrebbe dichiarato in aula di essere stata incaricata e pagata per commettere il duplice omicidio, con sopralluoghi vicino alla palestra insieme a un complice e che dopo aver preso un anticipo si sarebbe tirata indietro. Ruotolo sostiene inoltre che questa persona si sarebbe offerta di farsi mettere microspie per far arrestare un presunto mandante, ma che i pubblici ministeri non avrebbero voluto seguire quella pista. Infine la sua tesi conclusiva, quella che tiene insieme tutto il resto come un filo tirato. Ruotolo sostiene che si sia cercato un colpevole per chiudere il cerchio, per dare una risposta al dolore e per consolidare un impianto investigativo. Precisa di non voler sminuire il dolore delle famiglie delle vittime, ma afferma che, dal suo punto di vista, il procedimento avrebbe distrutto anche la sua famiglia, parlando di una morte emotiva fatta di ingiustizia percepita, notti insonni e logoramento continuo. Ribadisce un concetto che torna più volte. Secondo lui, gli elementi certi di natura biologica e dattiloscopica non lo indicherebbero e resterebbero senza un nome alternativo. E chiude con una domanda che, per come la pone, è un colpo di martello. Come può essere lui a trovare prove nuove se chi ha indagato non ha chiarito quelle già emerse o se, nella sua prospettiva, non le ha valorizzate nel modo corretto? In altri momenti pubblici riportati negli anni, Ruotolo ha continuato a dichiararsi innocente e a ripetere che i riscontri tecnici lo scagionerebbero, dicendo che ogni giorno in carcere si chiede come sia possibile e insistendo sul fatto di non aver ucciso nessuno. E qui sta il paradosso che il pubblico di Eder McPallister conosce bene. La sentenza definitiva mette il sigillo giuridico, ma non spegne automaticamente la narrazione, soprattutto quando un condannato continua a dire, con ostinazione, che quel sigillo è stato apposto sulla persona sbagliata. Nel mezzo restano due vittime, Teresa e Trifone, e una tragedia che non può diventare spettacolo. L'ironia, se serve solo a smontare i meccanismi umani del racconto, non il dolore. E questo caso, più di tanti altri, è una sfida continua tra fine del processo e fine della storia, che non sempre coincidono. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.